parole, parole, parole. Ascoltami. Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il professore di storia delle dottrine politiche all'Università Telematica Pegaso e mi permetto di dire amico di questa radio, Marco Bassani. Ci sei, Marco? Ci sono, tanti cari saluti a tutti. Bentornato su Radio Libertà. Allora, come ho accennato nella mia pillola editoriale di stamattina, sono veramente ore particolari, no? Perché stiamo vivendo un momento saliente in cui la storia si fa di minuto in minuto e poi c'è uno spettacolo che obiettivamente rasenta, se non supera il comico, e che è lo spaesamento, diciamo, delle anime belle nostrane, perché è avvenuto l'incubo per eccellenza dal loro punto di vista, no? Cioè l'orco, il puzzone, l'impresentabile col tupè, Donald Trump, che apparecchia un accordo di pace in Medio Oriente che è ipso facto, no, una svolta globale. Allora volevo chiederti che ore stiamo vivendo e qual è, se c'è un canale tra questi due piani. Ma guarda, io intanto sono rimasto molto colpito dalla prima pagina di Repubblica Oggi, che probabilmente si è resa finalmente conto che non poteva fare la gran cassa di Hamas e quindi a questo punto ha glorificato questa cosa, no? Si vedono bambini contenti, la pace, l'idea che la pace sia meglio della guerra e probabilmente è questa la grande forza che ha portato avanti il piano di Trump, che io non sto dicendo che sia già arrivato in porto, nessuna persona sana di mente può pensare questo, certo. È un piano ambiziosissimo. In realtà questo piano si collega a quel video che aveva fatto tanto scalpore di parecchi mesi fa, se te lo ricordi, in cui si vedeva la striscia di Gaza completamente ricostruita e in cui sembrava proprio di essere in una sorta di paradiso terrestre. Ma il punto è cruciale, cioè bisogna sognare la pace per poi raggiungerla, vedere l'orrore assoluto della guerra che ha causato tantissime vittime di tutti i tipi. Insomma, io sono sempre stato restio a parlare di questo conflitto perché c'è un tifo da stadio veramente assolutamente intollerabile di fronte a una situazione terribile. Allora, qual è il punto cruciale di Trump? Il punto cruciale di questo piano Trump è che mette gli Stati Uniti al centro delle questioni del Medio Oriente e forse qualcuno non lo capisce, ma non è una vittoria di Israele assolutamente questa. Questa è la vittoria di Israele quando Biden non diceva mai nulla a Netanyahu. Qui gli Stati Uniti e Trump in particolare stabiliscono che naturalmente Hamas deve accettare delle condizioni molto dure, ossia abbandonare quella che è la sua presa sui palestinesi, ma allo stesso tempo il governo israeliano non può più comportarsi come ha fatto fino ad oggi senza dare assolutamente retta a ciò che dicevano gli Stati Uniti. Era molto arrabbiato Trump con il governo israeliano, non c'è alcun dubbio. Certo, ecco, tu dici rimettere gli Stati Uniti al centro del Medio Oriente, diciamo, no, del cuore della contemporaneità. Allora volevo chiederti, anche e soprattutto da studioso di politica e di filosofia politica americana, mi sembra che Trump sfugga qualunque incasellamento, perché da un lato ha smentito anche su questa vicenda, no, le versioni più caricaturali dell'isolazionismo MAGA, vedi anche quando ha bombardato i siti nucleari iraniani, no? Dall'altro sicuramente non sovraespone l'America con gli stivali sul terreno in stile, diciamo, neocon, per capirci. Qual è esattamente la bussola di Trump? Com'è che si muove sullo scenario globale?
Questo è veramente una delle cose. A me quello che ha sempre colpito di Trump dal 2015, da quando è sceso, ha deciso proprio di lanciarsi completamente nella politica. Mi è sempre colpito una cosa, e poi dal 2016 con la prima elezione, cioè lui ha tentato di fare tutto ciò che diceva. È l'unico politico, da che sono al mondo, ormai sono tantissimi anni, che io ho visto quantomeno cercare di, cioè non prendere le promesse elettorali come un semplice metodo per farsi eleggere, ma cercare di arrivare a una soluzione di tutto ciò che aveva raccontato in campagna elettorale. E se tu guardi sia la campagna elettorale ma anche il discorso inaugurale, si è sempre presentato ed è sempre stato un uomo di pace. Dal 2016 al 2020 gli Stati Uniti hanno bloccato e non hanno fatto nessun tipo di nuova guerra, e per quello che viene odiato Trump anche in patria, perché è molto lontano dal complesso militare industriale di cui Eisenhower parlava, che era un vero pericolo per la società americana e per la democrazia americana. Immaginatevi una come la Harris in mano, sarebbe stato un pupazzo, al di là di tutto sarebbe stato un burattino nelle mani di coloro i quali vogliono fare una guerra dietro l'altra. Anche la bomba che ha quella enorme, diciamo quell'enorme show di potenza americana che è stato il bombardamento dell'Iran, ha fatto finire la guerra fra Israele e Iran. Cioè, non c'è chi non abbia capito a questo punto che è stata una bomba, certo, che ha distrutto i siti nucleari. Insomma, l'idea che l'Iran non abbia potenza nucleare non è una brutta cosa affatto, però ha concluso quella che sarebbe stata una lunga guerra su un altro fronte fra Iran e Israele. Quindi lui si presenta come uomo di pace e racconta di aver fatto 7 paci, ed è abbastanza vero. Non sono 7 paci, ma sono almeno 7 cessate il fuoco da quando è in carica. Naturalmente su alcune cose, ovvio, c'è un po' di propaganda, ci sarà anche, non c'è dubbio. Però lui al discorso inaugurale ha detto: io non inizierò nessuna guerra, ma tenterò di far finire tutte le possibili e incessanti guerre in cui l'America si è lasciata portare o dai neocon o da tutti i presidenti democratici che naturalmente non si sono tirati indietro di fronte a bombardare mezzo mondo senza alcun problema. Quindi lui è un uomo di pace, lo è sempre stato, ed è l'uomo degli accordi. Non c'è nessuna persona al mondo che sarebbe stata in grado di tirare di raggiungere un accordo come questo in Medio Oriente in questo momento. Voi non avete idea in Europa, nessuno ha idea in Europa, della popolarità di Trump nel resto del mondo, perché in Europa ci sono dei politici alla Calenda che dicono è un delinquente comune. Cioè, immaginati tu se ci fosse un politico da qualche parte che dice che il presidente regolarmente eletto degli Stati Uniti è un delinquente comune, proprio come, e l'ha detto Calenda, l'ho sentito con le mie orecchie. E mentre nel resto, vi posso assicurare che al di fuori dell'Europa, nel resto del mondo, nel Medio Oriente, non ne parliamo, è assolutamente, ha un carisma che è superiore a quello che ha in questo momento addirittura in patria. Quindi ha utilizzato questo carisma per mettere insieme tutti gli attori fondamentali del Medio Oriente e per farli per una volta preoccupare dei palestinesi, perché diciamo le cose come stanno. La causa palestinese è una causa tipica delle università occidentali, da Harvard all'MIT, a Berkeley fino a Torino, Milano, eccetera, ma nei paesi arabi non scalda il cuore di nessuno. Quindi in questo momento, e il problema serio dei palestinesi è la presa che Hamas ha su di loro. Questo è il primo enorme problema dei palestinesi. Quindi lui è riuscito a coinvolgere il mondo arabo in una questione che riguarda i palestinesi, perché loro se ne fregano assolutamente. Sì, se ne sono fregati storicamente proprio. Sempre, ma basta vedere quello che è il confine tra Egitto e Gaza. Basta che se uno cerca di superarlo, gli sparano addosso. Certo. Ma allora, preso atto che la, diciamo, scommessa geopolitica di Trump è questa che ci hai illustrato tu, no? Cioè il coinvolgimento del mondo arabo sunnita, e anche mi sembra non solo la riesumazione, ma l'ampliamento di fatto degli accordi di Abramo, no? Che sono una cornice anche simbolica per la pace del Medio Oriente. Volevo chiederti, non c'è un rischio
come dire, che una visione sacrosanta come quella che ci hai spiegato, no? Improntata alla pace e alla prosperità anche economica. A me, per esempio, la Riviera ha scandalizzato molto meno rispetto alle anime Vero, belle, anzi non mi ha scandalizzato. Vero, assolutamente. Non c'è il Per me rischio era un che... passo per la pace. Esatto. Sogno un futuro di prosperità per me e i miei figli, cioè io e i miei figli non devono vivere in questo modo assurdo, sogno che anch'essi vivano come in Occidente. Esatto, la domanda che mi viene da farti è: non c'è il rischio che questa architettura sottovaluti, come dirti, le tensioni tribali, stratificate, la propensione sempre a deflagrare verso scenari bellici che c'è nel Medio Oriente? Ecco, questo ti volevo chiedere. Ma questo è verissimo, dici bene, è ovvio, questo è un problema enorme, però cioè la realtà è che è sempre complessissima, occorre schematizzare. In questo momento la schematizzazione per giungere a un accordo bisogna mettere in un angolo sia Israele e sia Hamas, e questo, il piano di Trump fa proprio questo, perché con Biden faceva quello che voleva, poi Biden si lamentava. In realtà una cosa che non si comprende tanto bene in Europa è che stanno aumentando una serie di voci che alcuni dicono sono anti-Israele, sì, forse sono anche anti-Israele, ma cominciano a dire che un paese che è il primo paese al mondo con 350 milioni di abitanti, la prima potenza mondiale, non può farsi dettare la politica da quelli che sono i legittimi interessi di 8 o 9 milioni di israeliani che vivono in Medio Oriente. Nel corso della guerra fredda l'alleanza assoluta tra Israele e gli Stati Uniti era abbastanza chiara, perché proprio tutto il mondo arabo stava scivolando verso l'Unione Sovietica, e allora in quel caso era abbastanza evidente negli interessi geopolitici di allora che Israele potesse in qualche modo dettare la politica americana. Oggi le cose sono molto molto più complicate. Il numero, cioè per gli Stati Uniti avere buoni rapporti con una serie di paesi arabi è per certi versi ancora più essenziale che averli con Israele. Quindi in qualche modo Israele deve fare quello che dicono gli Stati Uniti, come quasi tutto il resto del mondo, c'è poco da fare. Per cui questo piano, molti dicono certo disarma, ma quello era il primo punto da cui partire, e l'altro punto è Israele non può fare tutto quello che gli salta in testa, deve comunque fare ciò che è nel mondo delle possibilità che gli Stati Uniti decidono. Però hai ragione, in qualunque momento sembra che questa cosa possa ripartire. Ma qual è la condizione affinché non riparta? Isolare Hamas. Vedete, io sono convinto che la gente non è che sia così favorevole alla morte di tutti, a morire. Lì si gioca anche una partita cruciale. Praticamente quello che ha detto Trump ad Hamas: preferite vivere o volete davvero morire? Certo. E loro probabilmente stanno rispondendo no, forse è meglio che il popolo possa continuare, almeno insomma noi abbiamo per un po' un salvacondotto, e che la popolazione possa continuare a vivere. Sì, ha fatto leva anche su un, diciamo, banale istinto di sopravvivenza. È istinto di sopravvivenza. Secondo me è abbastanza evidente che a questo punto si andava verso una soluzione che era aberrante per certi punti di vista, ma probabilmente anche era quello verso cui all'inizio puntava Hamas. Io devo dire che il gioco di Hamas dal 7 ottobre del 2023, a parte la cosa che ha fatto, che è veramente una delle azioni più barbare della storia umana, perché continuano a raccontare non è vero, ma in realtà ci sono tutti i filmati in cui decapitavano i neonati, quindi ci sono dei limiti anche nelle resistenze, nelle guerre, nelle azioni belliche, sono dei limiti che sono stati travalicati assolutamente in qualunque modo. Ma al di là dell'orrore di fronte a quello che è accaduto, poi uno fa anche un calcolo di qual era il loro calcolo. Cioè, quando uno studia la storia dice ok, i giapponesi attaccano a Pearl Harbor, sì. Il calcolo è sbagliato, ma il calcolo come capì Yamamoto, Pacifico. Yamamoto in diretta, no? Che il calcolo era sbagliato. Certo, evidentemente, però il calcolo si capiva. Ci prendiamo l'intero Pacifico perché le democrazie sono morte e si ritirano. Non è stato così. Ma qual era il calcolo? Allora il calcolo di Hamas probabilmente era: intervengono gli Hezbollah e interviene l'Iran, perché certo. L'idea che loro potessero, e nel frattempo noi organizziamo questa resistenza a Gaza, perché lo sapevano quello che stava
accadere. L'organizzazione della resistenza implicava anche utilizzare tutti i civili per fare da scudo, perché questo solo poche persone lo negano a questo punto. Però il calcolo gli è andato male fin da principio, perché non è accaduto quello che loro sognavano, vale a dire perché gli unici che appoggiano veramente Hamas sono l'Iran e Hezbollah, non è che ci siano altri grossi attori della regione. Per cui in questo momento, visto che l'Iran è stato rimesso a posto, visto che gli Hezbollah non hanno grosse possibilità di colpire Israele, forse Hamas deve calmarsi, non c'è niente da fare. Sì, è quello a cui stiamo assistendo in queste ore. Facciamo solo un break velocissimo di 30 secondi, torniamo subito col professor Marco Bassani. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati col professor Marco Bassani, col quale stavamo commentando la storia che accade sotto i nostri occhi. Tu stavi citando l'Iran. Ecco, volevo chiederti, oltre allo schema base che ci hai illustrato tu, no, adottato da Trump, cioè metto nell'angolo Hamas e per altri versi metto nell'angolo Israele, mi sembra che l'architettura che ne esce stia palesemente mettendo nell'angolo l'Iran come diciamo attore in quella regione. Ricordiamo che l'Iran è un totalitarismo teocratico islamista, anche esplicitamente dedito all'esportazione del terrorismo, no? Quindi mi sembra una buona notizia, due, questa diciamo emarginazione secondo te è definitiva e potrebbe preludere addirittura alla caduta di questo regime barbaro degli Ayatollah? Beh, questo sarebbe francamente bello. Io mi auguro naturalmente che questo sia il risultato di una sollevazione finale del grande popolo iraniano, che non merita di vivere sotto questa dittatura, così come era la dittatura sovietica per i russi, quella fascista per gli italiani e quella nazista per i tedeschi, perché effettivamente però deve essere qualche cosa che non gli arriva dall'esterno, però sai, qui io ricordo subito dopo, talmente vecchio da ricordarmi anche la rivoluzione comeinista, cioè dove è iniziato il tutto. E allora, soprattutto quando poi presero gli ostaggi americani a Teheran e così via, allora in quella che era la narrazione, come si dice oggi, di allora, i veri estremisti del mondo arabo erano considerati gli sciiti, cioè gli sciiti non era una questione tra sunniti e sciiti di carattere religioso come fosse, che ne so, fra cattolici e protestanti, come te la raccontano oggi, ma gli sciiti erano visti come gli integralisti, i veri estremisti, i sunniti stavano al loro posto. La storia ha dimostrato che non è così semplice, ovviamente. Abbiamo visto che ci sono tantissime questioni enormemente problematiche all'interno del mondo islamico, però in questo momento quello che sta succedendo probabilmente è un ritorno a 40 o 50 anni fa, cioè un ritorno all'idea americana coi sunniti, almeno coi governi legittimi dei paesi sunniti, si può tentare un accordo in funzione evidentemente anche anti-iraniana. L'Iran è totalmente isolato nel mondo, è uno dei paesi più paragonabile alla Corea del Nord come livello di isolamento assoluto nella comunità internazionale, per cui effettivamente questo mi sembra che sia un bene per gli iraniani in primo luogo, non sul momento perché chiaramente, ma sul lungo periodo, se riuscissero a liberarsi da questa assurda morsa della dittatura spietata di questi ayatollah che naturalmente diciamo che non riscuotono nessun tipo di appoggio se non da parte di Hamas e da parte di altre forze che sono però terroriste proprio.
Sì, certo. Quindi visto che, giustamente ricordavi che la direzione verso cui si va, che ha in mente Trump, è la ricostruzione che implica, diciamo, una collaborazione tra, Stati Uniti e mondo arabo sunnita, che lui poi condensò, come ci hai ricordato tu in quell'immagine, in stile trampiano della Riviera, mi vien da ripescarla e chiederti: ma perché quell'immagine alle nostre latitudini ha scandalizzato così tanto? Cioè, perché gli stessi che dicevano il massacro quotidiano inaccettabile erano scandalizzati da un'immagine di prosperità e serenità. Perché a tuo giudizio? Cosa c'è di qual è l'elemento culturale che ha fatto scandalizzare così tanto, ecco? Guarda, questa è una bella domanda davvero, e è bella l'idea che c'è dietro. In realtà è un'idea molto lunga, cioè nella tradizione liberale classica c'è una visione che si può definire tipo pace attraverso i commerci. Ne aveva parlato già Montesquieu quando diceva del dolce commercio, del fatto che il commercio ingentilisce e la guerra abbruttisce, cioè l'opposto della guerra è il commercio. Ne parla Benjamin Constant moltissimo, sostiene, oggi è finito, quando fa questo suo bel pamphlet sullo spirito di usurpazione e conquista, usurpazione e conquista, che è proprio un pamphlet antinapoleonico, dice ma è comunque un anacronismo Napoleone, perché tutto ciò che oggi ci si prefigge di guadagnare attraverso la guerra lo si può guadagnare invece attraverso la pace, i commerci e gli scambi. Allora poi non parliamo di Cobden nell'Ottocento e tantissimi altri della Lega dei Liberisti e così via. Tutti coloro i quali sostengono che la civiltà statalista e della guerra trova la sua massima opposizione nei commerci. Allora, contro questa tesi si sono levate altissime le grida di tutti. Ma in realtà cosa vuol dire? Commerciare vuol dire fregarsi l'uno con l'altro, meglio la guerra, essenzialmente. Dicevano che ci sono le critiche a Benjamin Constant, di Carl Schmitt e di tutti gli altri, oppure Marx, le pie illusioni borghesi, queste qui, no? Per cui gli scambi possano regolare. E in questo senso Trump rappresenta la tradizione liberale classica più antica, in cui dice i commerci sono meglio della guerra, la pace porta alla prosperità, è meglio essere vivi che morti, è meglio essere ricchi che poveri. Cioè, è una cosa naturalmente che se fate un sondaggio vi risponderanno tutti così, ma nessuno osa confessarlo fino in fondo. I medici ti dicono no, andiamo avanti e curiamo il paziente perché è meglio se rimane in vita. No, sono solo gli ultimi che rimangono, almeno quelli bravi, insomma, che hanno questa sanità mentale. Gli altri hanno una cultura di morte, non c'è dubbio, perché questa cultura di morte li fa sì, sono quelli che cantano dal fiume fino al mare, tutto sarà Palestina. Cosa voglio dire? Vogliono uccidere 9 milioni di persone? Vogliono cacciarle? Non se ne vanno gli ebrei da lì, non se ne vanno gli arabi, né gli arabi né gli israeliani. Quindi occorre trovare un compromesso che non porti alla distruzione dell'uno e dell'altro popolo di nessun genere, ma che porti alla prosperità attraverso i commerci e non la guerra. L'antica tesi liberale che è stata la storia ha dimostrato che Constant, che da Constant in poi tutti sbagliavano con questa tesi. Sì, la storia lo ha dimostrato nel breve periodo, ma speriamo che nel lungo periodo invece la storia dimostri che la pace attraverso il commercio è perfettamente raggiungibile. Certo, e volevo chiederti, cosa significa a tuo giudizio questo virgolettato di Trump che ha detto: "Beh, adesso insomma, oltre a questo dossier ora mi occuperò di Iran", ha detto, "e di Ucraina". Cosa vuol dire? C'è un nesso nella sua visione? Cosa ti aspetti da questo punto di vista? Allora, io credo che che la strategia nei confronti dell'Ucraina da parte di Trump mi sembrava corretta, devo confessare, ma non faceva i conti senza l'oste. E l'oste è Putin. Putin ha pensato che quando lui ha redarguito Zelensky, diciamo, gli ha fatto fare brutta figura, ma l'ha fatta Zelensky, non gliel'ha fatta fare né lui né Vance, quella famosa scena. Secondo me era propedeutica a far vedere: ok, adesso tu devi fare quello che dice l'America e raggiungeremo la pace. Non è stato così semplice, perché dall'altra parte Putin l'ha presa
al contrario, come dire, ok, non gli danno più le armi, non può più resistere, e quindi andiamo avanti fino alla vittoria. Ma in realtà non ha capito che gli americani fanno l'opposto. Se lui vuole andare avanti fino alla vittoria, ricominciano a dargli armi e resisterà. Quindi, anche se non mai ovviamente interverranno, non si suicideranno mai sulla tomba dell'Ucraina, come non si sarebbero suicidati nella guerra fredda sulla tomba dell'Europa. Quindi, al di là di questo, l'idea è un piano globale per raggiungere una serie di paci ovunque. Certo, quando dice Ucraina e Iran, io, se fossi gli Ayatollah, comincerei a mettere il cronometro, perché si capisce che hanno veramente gli anni, i giorni, i mesi o gli anni contati. È chiaro che bisognerebbe finanziare enormemente l'opposizione interna al regime degli Ayatollah, che non credo che non esiste e come, e non credo affatto che sia debole. Noi abbiamo assistito, io ho visto proprio dei filmati, delle cose. In Iran è pieno di gente coraggiosissima che ha deciso di sollevare la testa e di non vivere come degli schiavi di questo regime. Il momento sembrava propizio qualche tempo fa anche per la pace in Ucraina, perché sono disperate tutte e due, sia la Russia che l'Ucraina. È una guerra che non sembra possa arrivare veramente da nessuna parte o essere vinta da nessuno dei due contendenti, ed è il momento di fare una pace giusta, ingiusta. Poi c'è chi dice la pace la deve decidere Zelensky. No, non la deve decidere, si fa la pace, è possibile in qualunque momento, però vuol dire adesso, se riesco a mettere a posto il Medio Oriente, i prossimi dossier aperti sono questi. Certo, e volevo chiederti, visto che tutti questi dossier, come ci hai spiegato tu, sono all'insegna di uno schema che prevede, diciamo, la pace raggiunta attraverso un deal, no? Quindi lo spegnimento, diciamo, di tutti questi focolai. Ti volevo chiedere, questo spegnimento complessivo nell'ottica di Trump è anche perché lui vede sullo sfondo una e una sola sfida epocale per l'America e il mondo libero, e cioè quella col gigante comunista cinese? Io penso di sì. Io penso che dal punto di vista, diciamo, che Trump stia riguadagnando enorme terreno rispetto a quello perso dall'America negli ultimi anni. Non c'è alcun dubbio che Trump abbia dei sogni di ricostruzione. Sogni di ricostruzione vuol dire anche l'idea che le imprese americane, liberamente, possono fare un mare di soldi in Ucraina, Gaza. Su questo non c'è dubbio. Io non credo ci sia neanche nulla di male. Potrebbero anche attrezzarsi gli europei, che un tempo qualche soldo sapevano come farlo, e invece no, sembra che siano sempre a rimorchio, a gridare, a puntare il dito contro tutto e tutti, e soprattutto con chi ritiene che ci si possa guadagnare qualche cosa. Quindi da un lato Trump ha capito che l'enorme aumento di potere globale della Cina deriva dai commerci, perché non c'è dubbio, sono commerci, è diventato il primo partner commerciale dell'intera Africa. Ogni singolo paese africano ha come primo partner commerciale la Cina, perché per un motivo anche molto semplice: i cinesi non hanno mai fatto del colonialismo, lo stanno facendo adesso, molto semplicemente, in maniera diversa, ma non hanno questa sorta di senso di colpa dell'uomo bianco nei confronti dell'Africa, per cui arriva e ha il terrore di utilizzare il linguaggio del profitto. Loro si muovono solo e esclusivamente per raggiungere accordi di carattere economico e di avere profitti. E forse da parte occidentale, che il leader dell'Occidente ritorni a parlare in modo chiaro di interessi strategici, interessi geopolitici e profitto e capitalismo, è un vantaggio enorme per tutti, perché il capitalismo di Stato gestito dal Partito Comunista Cinese e con un lavaggio del cervello assoluto di tutta la popolazione, sia fuori dai confini della Cina che all'interno della Cina, è qualcosa di assolutamente intollerabile. Quello che sta facendo la Cina nei confronti delle sue innumerevoli minoranze etniche, perché noi pensiamo che la Cina sia un monolite tutto costituito anche da un'etnia unica. Non è così. In realtà la Cina ha una politica veramente paragonabile a quella di Stalin nei confronti di ogni tipo di minoranza, sia di carattere religioso, sia di carattere etnico e soprattutto di carattere ideologico. Quindi è veramente
una potenza che spaventa dal nostro punto di vista e che forse prima o poi qualcuno dovrà cercare di contenere, quantomeno, non certo di andare allo scontro, per carità. Certo, già il contenimento sarebbe significativo, indubbiamente. Anche in questo senso, per esempio, se tu pensi alla Groenlandia, tutti a ridere, la Groenlandia e della Danimarca. Trump ha detto una cosa molto semplice: sì, certo, la Danimarca secondo voi è in grado di bloccare l'influenza cinese sulla Groenlandia? E la risposta è un macroscopico no. E quindi naturalmente è chiaro che che non solo riprenderà, ha già ripreso il controllo del canale di Panama che hanno costruito gli americani, l'ha ripreso, non ci sono, però è chiaro che la sfida che lancia Trump è una sfida assolutamente globale. Io non riesco a capire quegli europei che sognano la vittoria della Cina in questo ennesimo assalto al cielo, perché da prima naturalmente che nascessi io, il primo assalto al cielo perché il predominio americano nasce all'inizio del Novecento. Tu pensa che già nel 1913 gli Stati Uniti avevano il 24% della ricchezza mondiale, solo che le cose non si sapevano tanto bene. Allora la Germania negli anni 30 fa il suo assalto al cielo del potere mondiale e va come va. Dopo la seconda guerra mondiale ci tenta l'Unione Sovietica ed è andato come è andato. Negli anni 80 ci raccontavano che l'assalto al cielo americano, della potenza americana, l'aveva dato il Giappone. Tu forse sei troppo giovane per ricordartelo, ma dicevano tutti nell'88 che il paese definitivamente che aveva già stravinto tutto era il Giappone, che gli Stati Uniti dovevano deporre le armi, che dal punto di vista economico non contavano più nulla, era la seconda economia mondiale, quella giapponese. Pensate che il centro di Tokyo, come valori immobiliari, superava tutti gli Stati Uniti da Chicago a Los Angeles. Valori immobiliari, immaginatevi che bolla gonfiata, la bolla è scoppiata e il Giappone non cresce che dello 0,1% quando gli va bene ogni anno da allora, mentre gli Stati Uniti sono cresciuti a una media del 3% anno. L'ultimo assalto al cielo degli Stati Uniti è quello cinese. Tutti scrivono che nel 2050 sarà la prima potenza del mondo, la Cina, e così via. Può darsi, non lo so, tutte queste proiezioni, da quella tedesca degli armamenti e tutto della conquista del mondo, fino a quella sovietica e poi a quella dell'assalto giapponese, derivavano dalla proiezione dei 5-10 anni precedenti nei prossimi 60-70 anni. Ma tutte le cose nella storia si fermano, cambiano, la storia non è una scienza esatta come la fisica teorica, in cui qualcuno possa fare il predittore scientifico di come andrà la storia. Noi questo sicuramente non lo sappiamo. Sappiamo una cosa: in un mondo dominato dall'America, l'Europa ha un piccolo ruolo marginale, periferico, ma culturalmente molto rilevante e importante, e soprattutto è un mondo che gli europei possono comprendere. Io non so chi conosca gli ideogrammi, ma in un mondo dominato dalla Cina non c'è nessuno spazio per la cultura occidentale, neanche di comprensione di quelle che potrebbero essere le nuove regole. Indubbiamente, ma allora mi viene da chiederti, questo meccanismo di proiezione che hai così ben descritto non è anche un po', come dire, l'auspicio scambiato per realtà, no? Cioè l'auspicio perennemente ritornante della classe intellettuale occidentale che di fondo si rivela, come dire, anti-americana, no? Che ha come desiderio quella di veder finito il predominio americano, ma non è un desiderio, insomma, anzitutto e fondamentalmente masochista. Certamente, è una voluptas dolendi, è una voglia di morire, è una voglia di distruggere l'intera società, come è sempre stato. Cioè, in fondo gli intellettuali europei dalla rivoluzione industriale in poi hanno sviluppato un autentico odio di sé, delle proprie radici, e in questo caso un odio così chiaro nei confronti di quella che è la parte vincente dell'Occidente, perché l'Europa dovrebbe cercare invece di capire quali sono le ricette vincenti dell'America e copiarle. Naturalmente quello che fa costantemente è credere di potersi arricchire attraverso la tassazione, no? E quindi ha creato un continente che sta scomparendo. Cioè, quello che gli europei pensano che questi anni siano gli anni del decollo della Cina a potenza mondiale. Da un lato questo è vero, c'è un risveglio non solo della Cina ma anche dell'India, dell'Asia intera.
Ma c'è un altro, è il fattore più grosso di questi anni, è la scomparsa dell'Europa intera, l'Unione Europea ovviamente in particolare, che racchiude la più gran parte dell'Europa, dalla produzione, dalla ricchezza mondiale, cioè i radar della ricchezza mondiale stanno facendo vedere che l'Europa scompare. Invece di occuparsi di quello che è il declino dell'Europa, si mettono a fare il tifo contro la potenza che ha disarticolato quella che era il ruolo centrale che aveva l'Europa nel mondo fino a oltre un secolo fa. E invece diciamo, di creare quello che dovrebbe essere, a mio avviso, comunque un fronte, un mondo di carattere occidentale, perché studiamo tutti le stesse cose, siamo impregnati costantemente della stessa identica cultura in quella che è una grandissima comunità che almeno una volta lo chiamavamo Occidente, no? Quella roba strana che andava da Trieste fino a San Francisco e poi includeva tante aree più periferiche, e quindi hanno smesso, cioè l'intellettuale vero odia gli Stati Uniti in quanto l'epitome dell'Occidente e in quanto la parte di maggiore successo dell'Occidente. Gli intellettuali hanno l'odio c'è una bella frase che fa capire l'anti-americanismo che si sviluppava già in Europa negli anni 30, quando certo l'America era investita dalla Grande Depressione, ma capivano che era una società infinitamente più ricca di quella europea, e cominciano a parlare la barbarie del comfort, cioè la barbarie di guadagnare. E quindi naturalmente poi ci sono tantissimi discorsi heideggeriani sulla tecnica, la tecnica planetaria, l'uomo moderno e così via. In realtà quello che Heidegger diceva del nazionalsocialismo, dicendo che era il vero compito del nazionalsocialismo, era l'incontro fra l'uomo moderno e la tecnica planetaria, e in realtà questo l'hanno fatto gli Stati Uniti, è stata l'America che ha portato ma ancora non so, all'americanizzazione, ma vuol dire occidentalizzazione del mondo, e l'idea che sia meglio lavare i panni con le lavatrici anziché andare a lavarvi al fiume come si faceva una volta. Però io ho sentito dei vecchi marxisti che esaltano le società povere dove non c'erano le lavatrici, dove non c'era marxisti che non si rifacevano direttamente a Marx, che invece era ultramoderno almeno nelle sue concezioni economiche generali, era a favore del progresso costantemente e non aveva nessun rimpianto di quella che lui chiamava l'idiozia della vita di campagna. Però c'è un mondo, questa cosa che viene chiamata con disprezzo dagli intellettuali europei, l'americanizzazione del mondo, per loro deve essere in qualche modo fermata in tutti i modi, e se viene fermata dalla Cina attraverso questa cultura per noi assolutamente impenetrabile, va bene lo stesso. Certo, sì, un capolavoro di masochismo. E in chiusura, visto che tu hai parlato di odio di sé, esattamente un mese fa una pallottola metteva fine alla vita di Charlie Kirk, un uomo che portava le sue idee nell'agone pubblico in nome del confronto e che è morto indossando una maglietta con scritto Freedom. A me sembra che dopo un momento ovviamente di commozione, un momento in cui era la notizia, un momento in cui anche chiunque non poteva prescindere da questo fatto immane, lo stiamo dimenticando un po' troppo in fretta. In Italia, assolutamente in Italia, sì. Fuori dall'Italia in realtà la popolarità di Charlie Kirk è incredibile. Guarda, in Corea del Sud ci sono costanti manifestazioni in cui la gente grida il suo nome. Nell'Europa dell'Est non è un caso che l'Europa dell'Est fa dei piccoli monumenti, si ferma, la gente lo ricorda in tutti i modi perché è meno cristianizzata delle altre parti del mondo, perché la battaglia era di due tipi di Charlie Kirk. La prima indubbiamente era una battaglia che lui accettava chiaramente tutti all'interno del movimento conservatore, era la battaglia per por fine a tutte le follie portate avanti dai democratici in questi ultimi decenni, e l'altra era una battaglia che secondo lui era fondamentale, ossia quella che un mio amico, che è Guglielmo Piombini, ha raccolto, ha riassunto nel titolo di un suo libro che si intitola La croce contro il Leviatano, ossia l'idea che contro lo Stato padrone una ricristianizzazione dell'Occidente sia fondamentale. E lui parlava sempre lui ha sempre detto: io voglio essere ricordato
come un cristiano, e quindi aver dedicato la mia vita a Cristo mi ha salvato, e sono un peccatore come tanti, ma trovo la mia salvezza in Cristo. E secondo lui era fondamentale questo messaggio dal punto di vista politico. So che in Italia qualcuno che osa dire così viene completamente abbandonato, perché si ritiene che la religione, qualora dovesse esserci, è un fatto privato. In Italia ha vinto completamente questa laicizzazione totale alla rivoluzione francese, con l'idea i preti in sacrestia, al resto ci pensi lo Stato, il che vuol dire però che il potere dello Stato è diventato onnipotente, enorme. E quindi effettivamente c'è la battaglia di Kerr, che era da un lato, di Charlie Kerr, che era da un lato cercare di fermare il lavaggio del cervello nei confronti nelle università americane. Ci sono delle scene, dei video bellissimi di lui che dice: scusate, ma tenete questi ragazzi per 4 anni e non mi lasciate arrivare a parlare con loro per 3 ore? Io parlo solo con loro per 3 ore, li ascolto e rispondo, null'altro. Faccio un dialogo con loro per 3 ore, voi vi fate il lavaggio del cervello per 4 anni dentro queste università e non mi vorreste fare venire qui, perché era sempre un problema enorme di sicurezza di tutti i tipi. E poi alla fine naturalmente è morto davanti a una folla mentre stava semplicemente perseguendo quello che è il dialogo. E lui sosteneva: quando si smette di parlare finiscono i paesi, finiscono i matrimoni, finisce tutto. Io credo che l'eredità di Charlie Kirk sia fondamentale da tenere sempre in vita, e dovrebbe essere, io per esempio immaginatevi quanto possa avere in comune con un vecchio comunista come Bernie Sanders. Però è una vecchia sinistra che rispetto in qualche modo, perché ha detto delle parole molto umane nei confronti di questo ragazzo di 31 anni che è stato ucciso. È uno dei pochi, quelli di questa neosinistra ultra woke non sono stati neanche in grado di comprendere cosa poteva essere per la moglie, i 2 figli, eccetera, una tragedia di questo tipo. Certo. Io mi sono trovato nella trasmissione di Porro a discutere non ho discusso per nulla, l'ho lasciata parlare, ma insomma con una signora che sosteneva che Charlie Kirk fosse omofobo, violento, cioè alla fine non aveva mai visto nulla, ovviamente non sapeva neanche chi fosse, ripeteva delle parole d'ordine che le avevano detto dal suo giornale, ma c'era un odio, e alla fine l'unica cosa che è riuscita a dire era contrario alle famiglie arcobaleno. Cioè immaginatevi voi la gravità dell'accusa. Io credo e spero sia ancora possibile esserlo. Ecco. Sì, no, penso che lui fosse più favorevole a una famiglia abbastanza tradizionale, nella quale si fanno anche molti figli, come diceva costantemente, magari il papà va in chiesa e robe di questo, e la mamma, i figli e così via. Quindi sì, capisco che ci sia un odio verso questo mondo che si vorrebbe distruggere, ma probabilmente è l'unico tipo di mondo che può ancora salvare l'Occidente. Sì, questo dice la prova della storia. Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata e ti aspetto a breve su Radio Libertà. Benissimo, quando vuoi. Stammi bene. Ciao Marco, a presto. A tutti un carissimo saluto. Grazie. Ciao.